Eccoci qui, i primi. Buonasera, eccoci qui. Cominciamo anche a vedere i primi partecipanti. Buonasera a tutti, ben arrivati, sia ai primi collegati, vedo diversi che stanno entrando. Va bene, facciamoli entrare un po' tutti. Eccoci qui, vedo Luca, vedo benvenuto, vedo Giovanni, benvenuto, Mario, benvenuto, Matteo, Stefano, Roberto, Domenico, insomma un bel po' di persone, qualcuno che ha già il microfono connesso, altri che invece si stanno collegando adesso. Pubblichiamo anche il link della diretta streaming sui social media e poi magari diamo un po' una veloce introduzione al tema della giornata e agli argomenti, insomma, che assieme andremo a trattare. Eccoci qui. Intanto abbiamo messo la diretta anche su una prima pagina Facebook. Sta per entrare anche Marco e un altro ospite. Nel frattempo, benvenuti ai primi connessi. Allora, il tema della giornata è abbastanza, come dire, autoesplicativo, perché si intitola Indipendenza del Veneto da uno stato di polizia che è sconfitto dal coronavirus. È abbastanza esplicativo perché, se vogliamo, anche preveggente rispetto alla situazione che in questi ultimi giorni è venuta a crearsi in modo ancora più evidente, perché con tutta evidenza piano piano, in silenzio, con la scusa di una emergenza che effettivamente c'è, anche chi lo nega, c'è e si è verificata, però ci hanno tolto una a una un po' tutte le libertà fondamentali. Tant'è vero che per trovarci ci troviamo qui, ci troviamo online in video, e questo fa molto piacere, però d'altro canto ci impedisce di trovarci fisicamente, magari come eravamo abituati. Da un lato, certo, per l'emergenza sanitaria, dall'altro perché comunque non sarebbe possibile, perché in un qualche modo, appunto, non godiamo più in questo momento di quelle libertà, e probabilmente anche di molte altre di cui andremo a parlare durante questo incontro. Direi intanto di dare un po' una parola per un saluto e un benvenuto alle persone che ora sono connesse. Cominciamo magari da Luca. Ciao Luca. Ciao Gianluca, ciao a tutti, sempre da Val Mesocina, Svizzera, Canton Grigioni. Bene. Poi abbiamo Mario da San Donà di Piave. Ciao Mario, come sei? Bene, dai. Bene. Chiusi in casa qua. È vero, infatti. Beh, ma insomma, dai, spero che passi, ma esatto. Purtroppo. Ciao Gianluca, ciao a tutti. Chi... Val Mesocina, Svizzera. Eccoci qua. Ah, perché c'è il doppio audio, va bene. Sì, magari evitiamo di avere il doppio audio, sennò poi andiamo in confusione. Ciao Mario, come sei? Benvenuto anche a Marco dalla capitale. Ciao a tutti. Spero che passi, ma purtroppo. Chi è che ha il doppio audio acceso su YouTube o da qualche parte? Chi io? Qualcuno forse, non so, controllate. Vediamo un attimo. Comunque Marco da Sant'Elena, Franco da Valdobbiadene. Ciao a tutti. Ciao. Andrea da Mansuè. Da dove sei tu, Andrea?
Ciao. Ciao, benvenuto. Sì, sì, ti sentimo. E poi abbiamo altri ospiti che invece si stanno ancora connettendo via audio. Come dicevo, stiamo appunto registrando una serie di così, appunti perché sicuramente in questa gestione lo Stato italiano ha dimostrato di prenderci gusto nel un po' privarci delle libertà fondamentali, anche perché abbiamo a fare con molta facilità, proprio perché sulla scorta della paura, come sempre avviene in queste situazioni, quando ci sono grandi eventi che incutono paura, ricordiamoci, la popolazione di fronte a questo vede magari, non dico ben volentieri, ma come un male minore quello di vedersi privati delle libertà perché c'è una richiesta di sicurezza, c'è una, come dire, una esigenza di maggiore tranquillità. E quindi non si va molto per il sottile. Però è chiaro che il governo italiano ha dimostrato, come dire, di agire in modo, se vogliamo, anche spuderato, fin dall'inizio. Ho pubblicato oggi un articolo di una giurista molto interessante, Vital Bazzolini, che vi invito a leggere, perché se si va a vedere anche da un punto di vista giuridico, io non sono un giurista, ma sono diversi che si sono pronunciati, mi hanno parlato anche l'altra volta, compreso per esempio una persona moderatissima e sicuramente non antisistema come Sabino Cassese. Sono diversi giuristi che hanno manifestato molti dubbi sulla modalità con cui il governo e lo Stato stanno affrontando questa situazione. Con strappi costituzionali e diciamo in punto di diritto assolutamente incredibili. È di questi giorni, tra l'altro, come dire, la notizia che circola, che preoccupa molti, di una applicazione. Io, come sapete, io mi occupo di tecnologia digitale professionalmente, e anzi sono stato tra i primi a suggerire un approccio, come si dice, tecnologico alla gestione dell'emergenza coronavirus. Però è altrettanto vero che se si va a vedere l'esperienza dei paesi in cui questo approccio è stato fatto, ci si rende conto che questa era una tessera di un mosaico molto, come dire, strutturato, e che prevedeva molte altre cose, banalmente dai tamponi, dai test disponibili alla cittadinanza, a tutta una serie di situazioni, e quindi anche l'elemento tecnologico era, se vogliamo, l'elemento qualificante in un insieme che era già molto preparato. Qui da noi invece questa app viene calata così, senza garanzie né sulla modalità con cui è stata scelta, né sul soggetto che l'ha sviluppata, né sulla modalità con cui verranno gestiti i dati, né sugli strumenti giuridici che saranno adottati per far sì che questa sia compatibile comunque col quadro di rispetto della privacy, e molti altri aspetti che sono emersi, che oggettivamente, vuoi per l'una vuoi per l'altra cosa, hanno cominciato a far paura alle persone. Per cui le persone, come abbiamo potuto ben vedere, hanno reagito in modalità molto contraria all'adozione di questa app, tanto è vero che il governo ha fatto marcia indietro rispetto addirittura alle cose che aveva detto ieri, che aveva lasciato trapelare sia da parte di Arcuri, sia da parte anche di Zaia, per tornare in locale, e ha cominciato a fare un po' di retromarcia dicendo no, l'app non è obbligatoria. Ieri avevano detto sì, chi non la installa si vedrà limitato i movimenti e la libertà dei movimenti personali. Arcuri aveva detto addirittura chi la installa avrà dei servizi sanitari in più. Cioè, si parla... Posso dire la mia un attimo? Scusa l'interruzione. Sì. Chi è che ha chiesto la parola? Matteo, vai. Manca solo il tatuaggio sul braccio oppure il marchio della bestia e siamo a posto. Io non capisco cosa sta succedendo. Ma secondo me è fin troppo chiaro cosa che succede. Appunto, cioè che questi colpo di Stato. I ragazzi a Pagusto fondamentalmente
e siccome la reazione è molto inesistente, o anzi addirittura del veniamo a salvare, o sì, benedetti questi droni che viene a controllare le grigliate in terrazza, o robe che non si è già mai viste per il controllo della criminalità, per esempio, o cose di questo genere. Probabilmente a livello governativo c'è pas così gusto che ha detto, beh, insomma, se è fin troppo facile andare a prendere sta gente, appunto, e mettere il marchio come i bestie, dopo se che dà un fiade foraio, un fiade... Magari un chip che quando che ti rompi le scatole te fai te coppa automaticamente con pulsante. Sì, magari con la pistola, quella del Porsè, quella col ciodo che non te da sprecare e che manco spregniamo. Tecnologicamente è possibile, cioè un po' alla volta sarà possibile anche quello. Sicuramente sarà possibile anche adesso. Secondo me il corpo deve essere inviolabile, non possono costringermi a prendere farmaci, vaccini, altre cose. Non è che sono contro i farmaci e i vaccini, dico solo che le cure non possono essere obbligatorie. Uno può mettere dentro di tutto insieme con la cura. Infatti. Diciamo che da questo punto di vista, soprattutto al di là di alcuni aspetti, ma per quel che riguarda la parte proprio di controllo della persona, dei movimenti e quant'altro, infatti fin dall'inizio mi parlare di biopolitica e in parte di psicopolitica, cioè questo è un esperimento vero e proprio di controllo delle persone, delle masse, vabbè, questo è normale, ma proprio di controllo delle libertà delle persone. Sì, fondamentalmente i primi che teorizzavano il concetto di biopolitica parlava di carcerazione, no? Avere presente che Pinochet ha preso il potere, che ha messo gli oppositori negli stadi. Qua non c'è sta bisogno di mettere nessuno negli stadi, in ha messo in galera a casa nostra. Per cui da questo punto di vista è sicuramente un esempio molto interessante. Ripeto, con una scusa che sicuramente per la preoccupazione la avevamo tutti della salute, un po' alla volta, un giorno dopo giorno, andai a creare una situazione che è molto grave, oggettivamente è molto grave, e quindi se troviamo qua a discutere di questo questa sera. Do benvenuto anche a Rossano. Grazie, ciao a tutti. Ciao Rossano. E Michele, anche se non sbaglio, che però sì, dovrebbe essere collegato col microfono anche lui. Che però non ne vede. Dopo vedo diverse persone collegate, però non connesse con video o con microfono. Ecco anche Damiano che sta per entrare. Buongiorno. Allora, Rossano, vuoi dire anche a te qualcosa a questo proposito? Che so che te sei molto attento. Il punto è che questo esperimento sociale che sa tanto dal 1984 di Orwell, non si sa se sia una roba voluta o se sia un petardo che si capita in mano, perché ricordiamo bene che siamo sempre i domiciliari, perché io non sono in grado di curarti, sì. Perché la realtà è questa, che 28.000 posti in terapia intensiva in Germania contro i 5.200 dei nostri, e niente, ora si trova prima questo petardin e vediamo come che va a finire. Anche perché adesso siamo nella fase 1, pensiamo alla fase 2. Allora, pensiamo alla fase 2, riapriamo con calma, con comodo, forse sì, forse no, riapriamo le industrie. Ma se ti non ti riversi le scuole, le industrie, come te pensi di riverserle? E da qua si capisce che chi ha la pretesa di governarci, o meglio, chi è stato votato da molti italiani per governare, non ha la minima idea di cosa fare, in primis. Numero 2, parlavo prima con un amico al telefono, di chi che praticamente di chi che sopporta il peso maggiore di questa situazione qua. Spannometricamente, 3 veneti su 10. Perché? Perché se quei maggiormente esposti, voto a cassa integrazione, voto al rischio di impresa, voto a qua, voto là,
dice qui che la paga in prima persona. Ma ricordiamoci bene che per Drios di 3-4 veneti, io ne sé altrettanti, se non di più, che ora di questa crisi qua non ve ne frega assolutamente niente. O meglio, di questa crisi qua, a ora non cambia un centesimo in portafoglio. Perché tanto... guadagna, Celia. No, non ne guadagna. Ad esempio, io sono in cassa integrazione, che perdo, ma il pensionato, lo statale che se casa e che ti dice a ti sta a casa e che ti fa anche spietta se magari ti metti fuori il becco, aiuto, non che cambia una vita, capisci tu? Se questo che, cioè, qua c'è delle persone che lavora sempre e comunque come che vada in quel posto, e altre persone che la situazione non che cambia la virgola e poi tirare avanti addirittura fino a ottobre, novembre, dicembre. La scuola quando riapre, boh, non si sa, forse non si versa neanche a settembre. Ragazzi, in Germania la verge la settimana prossima. Cioè in Germania avremo dei percentuali di mortalità del Covid del 3,5%, in Maccaronia siamo al 13%. È il virus. Capo in Germania. Se quello è il virus, non è che il virus si chiama Tony da una parte, come che dicevo questo mio amico, e Beppi da che altra. E si chiama sempre Covid. Passo parola. Scusa Gianluca. Vai Luca, vai. Siccome continua a pubblicare il link sui social. Siccome giustamente hai fatto il discorso adesso del George Orwell del 1984 e sono d'accordissimo. Ero al telefono fin 5 minuti fa con mio amico bergamasco che si trasferì in Baviera praticamente come me 4 anni fa. Mi sono venuto qua, lui è stato in Baviera. Non ha perso neanche un giorno di lavoro. I fiori è sempre praticamente ti dici che adesso riprende la scuola e tutto quanto, praticamente è sempre potuto girare senza problemi e lui non ha perso neanche un giorno di lavoro. E ha fatto semplicemente con il stesso metodo dei Crisanti a Padova e praticamente ha fatto i tamponi di tutti quanti quelli che era a contatto con quelli clamorosamente positivi, senza far appunto il tampon a quelli che presentavano i sintomi, perché quello era talmente evidente che l'avessi, e ne a fare proprio i tamponi a tutti i familiari, a tutti i contatti di quelli che avevano la sintomatologia, e questo sta il metodo tedesco. Scusami se ti ho interrotto, ma perché fin 5 minuti prima di collegarmi ero in collegamento con Giovanni, che è il mio amico, che è una star. Mi sono fermato qua in Svizzera, lui è una star in Baviera e l'abita in Baviera da 4 anni. E tra le altre, essendo bergamasco, che aveva i suoi genitori a Bergamo, che aveva problemi e che fortunatamente io riusciti a portarla fuori. Però ecco, mi parlava appunto di questo sistema alternativo, di questo atteggiamento diverso che sta in Germania. Scusami Gianluca. No, anzi mi fa molto piacere il tuo intervento, perché anzi se c'è altri che ha notizie di altri sistemi, perché noi altri viviamo, cioè chi che vive, come dire, sotto la cappa mediatica italiana, magari pensa che tutto il mondo sia Italia. Vai Rossano. Prima ti facevi accenno alla famosa app di tracciamento del... Qui ama tanto il fatto in tutto il resto del mondo. Questo è vero. Perché, ad esempio, l'ho fatto in Corea, l'ho fatto in Cina, ma in Corea l'ho fatto con tutt'altri presupposti rispetto a qua. Perché prima di tutto io ho fatto seguire a pioggia dei tamponi reiterata a intervalli di tempo. E dopodiché che si sta messo sta app per tracciare qui i contagiati, non che mi gatte da scaricare questa app che non so a cosa che serva e non te mi fai i tamponi. Cosa serve sta app? A niente. In questa situazione a niente. In Cina l'ha fatta, sì, l'ha fatta anche addirittura con il riconoscimento facciale. E il problema è che in Cina se te dici ba, te finisci su un laogai, non so se siamo capito come gira. Ma d'altra parte, secondo qualcuno molto influente al governo, noi altri dovrissimo abbandonare tutto quello che è il nostro sistema anche
come dire, in cui siamo inseriti per entrare nel quadro di alleanze con la Cina, perché sì, ha detto Madonna. la Cina vincerà la terza guerra mondiale se sparare neanche un colpo. Per carità, sarà anche vero. Sì, sarà vero, ma quello di proprio andare a, come dire, a armi e braghe prima del... Siccome lo cosa ha fatto una settantina d'anni fa, un altro che aveva detto sì andremo ad allearci con la grande potenza che ne permetterà di vincere una guerra in pochi mesi, noi altri basta solo che si sentiamo a Toia per avere la Francia, e si andai a dichiarare guerra a Francia, dopo sapevamo come che si andava a finire, insomma. Qui non vorrei che qualcuno si facesse delle illusioni come che è successo in passato. È finita peggio perché i francesi, quando sono arrivati a Roma con tutti gli africani, hanno stuprato tutte le donne che hanno trovato. Ah, beh, sì, dopo c'erano le famose... I francesi si sono incazzati. Marocchinati, le chiamavano. Sì, marocchinati, sì. Sì, non si scherza su queste cose. Assolutamente. Assolutamente. Beh, però un Di Battista può permettersi di dire quello che vuole, perché tanto non fa niente. Sei in giro. Cioè, che problemi ha un Di Battista, oggettivamente, neanche uno, insomma. E quindi può dire tutte le stupidaggini che vuole. Ecco, quindi l'aspetto fondamentale che ci troviamo ad affrontare è proprio questo. Siamo disponibili a mettere sotto silenzio, a tacere questo evidente, come dire, esperimento che è nato a parte lo Stato italiano. Avuto, come dice Rossano, che gli sia capitato Paimà, avuto che qualcuno, magari da qualche parte, che avesse anche a pensare. Fatto sta che adesso viviamo questa situazione inquietante. Tra l'altro la viviamo, secondo me, in un momento molto pericoloso, perché ormai oggi che si è venuto fuori da parte dell'ufficio parlamentare del bilancio che prevede per il primo semestre una diminuzione del PIL in 6 mesi del 15%. Cioè, se rendiamo conto che non si può più parlare di economia di guerra, perché in queste situazioni è un qualcosa mai registrato prima, un inedito assoluto. Per cui se ti metti assieme il concetto di privazione della libertà insieme a anche se vogliamo a un'incentivazione dell'azione, come che abbiamo parlato anche la settimana scorsa, no? Tutta la gente che ce l'ha, che avuto per i piccoli invidie, avuto perché sempre stai abituati a pensare così, avuto perché tanto, come diceva prima mi pare Rossano, tanto loro i stipendi a fine mese che arriva stesso perché è un dipendente statale, tutto sommato dice mi davo in ufficio, non so che magari mi spaccasse del lavoro, adesso stavo a casa, alla fine non vedo la differenza tra andare a lavorare e stare a casa. Ecco, quindi i ganca da copare il tempo, sti qua, e copa il tempo magari facendo dell'azione o dandogli addosso a quelli che col furgoncini cerca invece di tirar su qualche poro soldo per mangiare e anche per pagare gli stipendi a loro. Perché la realtà è quella. Allora, privazione della libertà, situazione economica con tutta evidenza che già comincia a colpire tutta una serie di settori, perché tutti i più piccoli, chi che aveva un bar, un ristorante, una parrucchiera, ciao, se 2 mesi che chi c'è a casa, non conosco bar, ristoranti, parrucchieri che avesse dei giri d'affari così eclatanti da poter dire, beh aspetta che 2 mesi già che ne regalo 7, 8, sì e 7 allo Stato, 8, non so quanti chi sia. Che ne c'ha poi altri non faccio niente, però le spese continuo ad averle, di affitto e di quant'altro. Cioè, qui oggettivamente che speranza guide riversa. E tutta un'altra serie di altre attività che si stai bloccare o che comunque anche se non si stai bloccare e si andai incontro a un drastico crollo della domanda. No? Questa situazione arriva subito dopo, cioè nel senso, noi adesso non abbiamo le libertà, abbiamo una situazione sanitaria che per quanto che sia ottimisti, però anche un po' che si sta più di 500 morti, voglio dire, cioè, che
non vorrei dire che sia proprio sotto controllo come che tanto i decanta i giornali, tra poco avremo una situazione in cui più di qualcuno, già adesso, ma fra poco saranno i numeri veramente importanti, più di qualcuno avrà dei problemi del cibo. Cosa facciamo? Facciamo uno Stato intero alla Caritas? Facciamo come dire, un intero grande carcere domiciliare con pasti consegnati, ma e chi li paga? Allora, nel senso, quello che stiamo vivendo adesso, che è di grande preoccupazione, secondo me, non c'è nulla rispetto a quello che sta per avvenire, che avverrà, con varie ondate diverse, da qua a qualche mese, da qua a qualche settimana, da qua a qualche mese. È chiaro che a maggior ragione l'attuale situazione di privazione delle libertà personali diventa ancora più preoccupante, perché allora mi viene da dire, ma non c'è che questi signori a un certo punto, avendo che c'è gusto, e comincia a dire, beh, aspetta che, visto che abbiamo imparato come tenerli in carcere, se alleniamo per quando che non sarà il problema sanitario, ma quando che sarà il problema grosso, che magari vi intorno a noi altri qua per dove che siamo, sui nostri uffici o sulle nostre ville, con le nostre belle librerie da dire a fare i nostri editti su Facebook in diretta o quello che sia. Fai Covid 2020, Covid 2021, Covid 2022, cioè è un precedente pericolosissimo se non va smantellato subito. E un'altra cosa, Matteo, bravissimo, oltre a quello economico e quello sanitario, perché lo sappiamo benissimo che in realtà finché non ci sarà un vaccino, sicuramente o delle cure, come dire, farmacologiche, questa cosa non sarà sconfitta. Però questo, come sappiamo, non è prevedibile possa avvenire prima di un anno e mezzo, 2. E questo è il mio diesel. Cioè, non mi sta dicendo che c'è una situazione di emergenza che magari con delle, come dire, dei alti, dei bassi, ma che durerà non settimane e non mesi, ma anni, semestri / anni. Che c'è qualcuno che sta spiegando ai nostri concittadini che noi altri dovemo mettersi su questa situazione qua senza avere una prospettiva di venire fuori per 6 per semestri / anni. E gli anni, nel migliore delle ipotesi, 1,5, 2. Nel migliore delle ipotesi. Non sarebbe da stupirsi che fosse 4 o 5. Del SARS che ha trovato il vaccino, cos'era l'anno scorso? O il SARS è una roba del 2003? 2003. Il MERS che ancora trovavi un vaccino per il MERS. L'HIV anche deve trovare ancora il vaccino, deve trovare le cure in parte, ma quindi come pensi di gestire questa situazione tenendo all'oscuro, perché hai detto oggi che c'era non è vero che hai in ritardo che sta un voto decisionale, anzi il 3 gennaio hai detto no, perché come se il dito Bertoldo si confessa Bertoldo si confessa ridendo. Il 3 gennaio Lori sapeva benissimo che già era vari scenari, da cui uno che prevedeva 600-800.000 morti ma non glielo ha detto perché sennò si preoccupava. E cosa sei che non mi dice ancora? I putesi piccoli. E cosa sei che ancora non mi dice? Che invece, voglio dire, magari si collega a queste app o a queste metodologie di controllo biopolitico che fa su tutti i cittadini. Cosa sei che ne sta dicendo? Cioè, è legittimo il dubbio, no? Penso. Ma penso che il problema viene da un grande problema che vede il Veneto nella fattispecie come campione dell'analfabetismo funzionale, che dopo notoriamente è esteso a tutta l'Italia. Perché vedevo che la Corea l'ha affrontato tutto questo in maniera molto, molto soft, cioè non è stato nessun particolare panico, e ha preso tutte le decisioni in completa tranquillità,
non mi ha sparso nessuna preoccupazione, quindi gli ha fatto un approccio molto, molto tranquillo a questo problema, che dopo magari anche nei numeri non lo vede un grandissimo problema, perché le statistiche dice che addirittura rispetto all'anno scorso avremo 20.000 morti di meno nello stesso periodo. Quindi, insomma, Sì, da questo quello punto... sì, però bisogna tener conto che l'impatto sul sistema sanitario è molto diverso. Beh, quello senz'altro. Però il mio il problema che mi vede a questo punto è il pericolo Italia nel mondo, che è il fatto legato a un'economia con un debito che è in grado di scardinare l'intera economia mondiale per gli effetti, che è stato il paradigma per decisioni anche prese dopo in maniera non corretta da stati che vede magari l'Italia che è il più grosso pericolo economico a questo punto che si sovrappone a tutto. Allora, però temo che il resto del mondo abbia un po' risolto questo problema ancora un paio d'anni fa. E ancora, sì, qualche anno fa. Nel senso che non sia la prima volta che l'Italia si affaccia sullo scenario internazionale e come elemento di grave turbativa dell'equilibrio finanziario, no? Il debito pubblico italiano non si de oggi né de ieri e nel tempo, diciamo a livello internazionale, infatti, se fino a pochi anni fa il debito pubblico già detenu al 70% da investitori stranieri, oggi è detenu solo al 30% da investitori stranieri, che non vuol dire che non abbia un suo impatto, perché investitori stranieri che si è a piene mani detentori di quote del debito pubblico, gente come Allianz o gruppi come dire importanti a livello europeo e mondiale. Però se iga molto contenuto la problematica, iga come costruire da questo punto di vista una sorta di cassa di cemento armato che contiene il pericolo italiano e la peggiore delle situazioni, che potrebbe essere per esempio quello in cui un governo a guida Salvini, Bagnai, Borghi decide di dire basta, noi adesso stacchiamo dall'euro, non paghiamo più i debiti, mentre Domenico in chat ne saluta, ciao Domenico, lo saluteremo. A questo punto, anche se l'Italia per esempio dovesse uscire dall'euro, certo sarebbe un problema per tutta l'area euro, per altri paesi, ma l'area euro continuerebbe tranquillamente a vivere, quelli che non riuscirebbero sicuramente a vivere è l'Italia e soprattutto gli italiani, perché le conseguenze di un eventuale default del debito pubblico italiano sarebbero purtroppo quasi tutte sulle nostre spalle, dirette e indirette, delle nostre banche, di noi altri. Quando che delle nostre banche se doppiamente noi altri, perché sapete che i governi subito dopo va a Toriskei a casa dei cittadini per metterli in piedi, e quindi da questo punto di vista il problema è relativamente impattante. Certo, l'è importante, ma l'è soprattutto importante purtroppo per noi altri. Quindi l'aspetto italiano da questo punto di vista ha perso di rilevanza. L'Italia è diventata molto più rilevante rispetto a qualche anno fa a livello internazionale, e lo testimonia non solo a livello finanziario ma anche dopo a livello economico e sotto vari fronti. Purtroppo per quanto ne riguarda invece questo è un problema grave, perché se questi signori con questa incapacità conclamata di gestire la situazione ne porta come ne sta portando a non andare a sbattere la testa sul muro di una crisi economico-finanziaria spaventosa, purtroppo chi che ne rimetterà siamo noi altri. Come noi altri come dipendenti, noi altri come imprenditori, noi altri come veneti, che ad ogni livello, quota parte, andremo a ciaparsi uno dei che tonae che metà basta. Per cui da questo punto di vista credo che la cosa più preoccupante proprio sia magari la mancanza di consapevolezza che c'è di questi problemi
e credo che sia doveroso per tutti noi altri magari prepararsi per essere pronti nel momento in cui questi problemi, questi nodi dovessero arrivare al pettine. Sapendo che non sia un pettine dove i nodi saranno grossi, ma sarà un pettine con tanti nodi piccoli che quasi quasi si farà fatica a percepire, perché purtroppo ne coinvolgerà uno alla volta, come ben sappiamo. Allora, chi altri voleva riportare oppure che ha qualche domanda, giusto anche per dare voce? Vedo Damiano. Vuoi domandare? Vedo Damiano. Chi è che vuole intervenire? In effetti sì, mi stavo facendo una domanda. Bevo un bicchiere d'acqua. C'è acqua, no? Graspa. Le donne mie coetanee hanno bambini, diciamo, piccoli e si stanno facendo tutte queste domande. Come posso andare a lavorare se ho un bambino da dietro? Il problema è che appunto tutte queste mamme si sta facendo questa domanda. Gli unici che non si sta facendo questa domanda sono invece i governanti, perché loro non hanno questo genere di problemi notoriamente. Per due ragioni. Uno, perché il lavoro che fanno è tale da creare grandi problemi. Qui si alza e 11 della mattina, qui si tira su dal letto e 11 della mattina si sa tanto. Due, perché probabilmente loro i soffioi gli gestisce sempre qualcun altro, ovviamente pagai lautamente attraverso il furto delle nostre risorse. Quindi giusto, purtroppo lo diceva prima anche Rossano, questo è un problema, un grave problema. Purtroppo è un problema nostro, delle persone che lavorano, non è un problema dei decisori della classe politica che non si rende minimamente conto di questa grave situazione. Cioè i fioi da chi ha nota per la saghi dei nonni, perché sappiamo che i nonni sono quei più a rischio proprio in questa gestione della situazione coronavirus. E poi anche perché tanti non hanno neanche questa possibilità. Altre strutture noi si avverte, scuole manco che manco, e quindi forse pensa che i fioi si arrangia da soli in casa. I fa smart working anche ora. Di riflesso, se una mamma ha la possibilità di andare a lavorare, suo marito deve stare a casa col hotel in qualche modo. O l'uno o che altro, insomma, voglio dire, non sai che scampi, insomma, senza parlare magari di che coppie che non sei neanche, che magari si divorziai, per cui i fioi liga a volte l'uno, a volte l'altro il genitore, e quindi va ancora più in difficoltà. Per cui questi sono problemi pratici che sicuramente va ad impattare sulla concreta possibilità di una ripartenza. Non si è ben chiaro nemmeno da questo punto di vista se che sia delle idee, perché loro semplicemente non ti dà una pianificazione che vada oltre i 5, 7, 10, 15 giorni nella migliore prospettiva. Quindi si vive veramente alla giornata in questo senso da parte di tutte le famiglie. Roberto mi saluta. Ciao a tutti, mi sono collegato, ora ascolto un po' perché tra poco ceno, mi ricollego dopo se ci siete ancora. Ok, ciao Roberto, dopo, nel frattempo buona cena. Quindi sì, è vero Damiano quello che ti dice, è un problema concreto e sicuramente che avrà un impatto, perché comunque i fioi non potrà essere assai a casa da soli. Io da una parte vedo che, cioè, la settimana scorsa mia compagna che avevamo programmato quasi di poter assare il cielo 3 giorni dal nonni, c'è un mese e mezzo che si fermo a casa e questi sono un mese e mezzo che si fermi in casa. Però il terrore che si deve ultimamente ne ha fatto desistere proprio completamente da questa cosa. Sì. Il terrore non con notizie terrificanti certe, proprio il fatto che vedo notizia e il contrario di tutto, notizia e il contrario di tutto, per cui siamo ciavai, si dice, perché non te riesci più a capire. Quella se invece all'inizio parlavo di biopolitica, che è il contenimento delle persone, no? Limitazione delle sue libertà,
Questa invece che qui ti faccia notizia è psicopolitica, cioè te c'appia gente parmata, perché praticamente a forza di dare segnali contrastanti le persone non sanno più quello che ha da fare e non ha più un punto di riferimento. Diciamo che nella sua inettitudine questo governo ha manifestato comunque dei tratti estremamente preoccupanti, perché inetti sia tutto, però sembra, come che dicevo prima, avuto, come diceva Rossano, che sia capitato per caso, avuto chi abbia per gusto, sembra comunque degli apprendisti stregoni che dimostra di apprezzare l'utilizzo di queste tecniche, e questo dovrebbe preoccuparne tutti abbastanza, anche perché da Drio sappiamo che al di là dei pagliacci politici dei vari partiti italiani, che c'è delle strutture dello Stato italiano che fondamentalmente nelle sue incrostazioni è sempre è lo stesso Stato italiano che in passato ha fatto sì che dasse su il fascismo senza colpo ferire dalla mattina a sera praticamente, ecco. Quindi non fa ben sperare, voglio dire, questo nei altri veneti e in particolare gli indipendentisti non dovrebbe sorprenderne, perché lo sapevamo, che abbiamo studiato un po' di storia, conoscemo la nostra bestia, i nostri avversari e sapevamo di cosa che va sotto. Però vederlo riconfermato nei decenni e quasi diria nel secolo e mezzo costantemente, certo preoccupa un po', e anzi dovrei farne capire con che razza di avversario che abbiamo a che fare. Scusa, invece devo sempre più infoiarsi perché si schiera con Burioni, Montanari, Inter, Juve, D'Urso, cioè si schiera comunque, per cui sta dentro al gioco, sta sempre dentro. Sì, vabbè. Dopo, per carità, non voglio entrare nel tema perché non è all'ordine del giorno, c'è da dire che c'è anche tanta confusione con alcuni che effettivamente trova facile spazio, perché con te che Facebook ti fa una diretta e ti diventi un super esperto. Però c'è tanta gente che, come dire, parla... che potrebbe pure fare a meno di parlare, perché in tema di alcune cose, voglio dire, mettere sullo stesso piano una Brigliadori con qualcuno che magari insegna una cattedra di virologia, perché insomma ha studiato, cosa, ecco, mi cercheria staria un po' attento, ecco, a metterli sullo stesso piano. Però al di là di questo, che se fa parte del teatrino mediatico italiano, come che ti dicevi giustamente, tant'è vero che ti trovi nelle trasmissioni televisive uno a fianco all'altro, come chi fosse entrambi titolari a parlare. Mi preoccupa di più la reazione sui cittadini, se vogliamo. Mi preoccupa il fatto che i cittadini non riescano a discernere l'una cosa dall'altra. In questo senso sicuramente noi altri abbiamo una finestra che può essere utile, come abbiamo detto anche in passato. Può essere utile perché è chiaro che in questi momenti di cambiamento la gente si guarda, anche i nostri concittadini magari cerca delle alternative che normalmente noi avremmo cercato. E allora se noi altri sapremo essere bravi a spiegare i vantaggi di una Repubblica Veneta, di una gestione veneta diretta delle varie tematiche, probabilmente avremo anche la possibilità di acquisire maggiore consenso e di avvicinarsi al nostro obiettivo. In questo senso, paradossalmente, ne aiuta la situazione del virus, perché è evidente che il Veneto comunque, nonostante Zaia, dico è riuscito a fare le cose giuste, perché aveva comunque uno staff di esperti, guidati in particolare modo da Crisanti, ma anche da tutti i vari, come dire, tecnici, che giocava un ruolo importante, che ha saputo prendere delle decisioni corrette. Sapevamo il caso dei VOS, sapevamo il caso dei tamponi, sapevamo anche che la Regione Veneto in un primo momento aveva cercato di fermarli, quando si era proposti di farli a tappeto. Sapevamo anche che dopo probabilmente ha saputo, come dire, rendersi conto, come scrivo qualche giorno fa,
che forse non ne capiva tanto, e quindi sapevo ascoltare chi che ne sapeva, e quindi Crisanti Gappo 2 imporre una linea che fortunatamente noi altri veneti ne portà un impatto molto minore del coronavirus rispetto a quello che è successo in Lombardia. Magari sta roba anche farà capire ai nostri fradei di Bergamo e di Brescia che se fosse stai insieme a noi altri, anche io riganeria è un vantaggio rispetto a che essere comandai da Milano, che de Capè a sua volta come Roma che ne ha fatte tantissime. Quindi avevamo dimostrato nel piccolo, avuto per fortuna, avuto per capacità, avuto perché comunque c'erano delle persone valide che saputo disobbedire allo Stato italiano, il Veneto che saputo gestire molto meglio la situazione. Questo è indubbio, ormai già passa non solo in Veneto, ma anche al di fuori del Veneto. È chiaro che il sistema cercherà di ribaltare tutti i meriti di questa situazione su Zaia, sul personaggio Zaia. Scusa, sono d'accordo su questa cosa che hai detto, ma potresti spiegare un po' meglio, perché io sono convinto, ma molte persone attorno a me sono matti per Zaia, tra virgolette. Ma è comprensibile, certo. Sicuramente lui ha fatto delle cose intelligenti, cioè il gas ascoltà e non si è opposto, non più di tanto, dopo un primo momento in cui invece lo aveva fatto, alla linea che è emersa, che sta suggerita dai tecnici, in particolar modo guidati a Crisanti, di fare campioni a tappeto. Nel frattempo un saluto a Ottavio che lancia il tema il 25 aprile, magari che ne parleremo fra poco. E Zaia quindi si è trovato in casa uno scienziato, Crisanti, che tra l'altro è un romano, ma che fortunatamente al 2017 si è presente all'Università di Padova, che ha saputo distinguersi, che ha detto no, questa è la situazione. Già i precentamenti che aveva suggerito di fare campioni testa a tappeto. Successivamente, con la questione di Voiga, ha detto tamponemo tutta la popolazione. E lui ha dato l'ok. Gianissio lo ha convinto, io ho dato l'ok. È chiaro che con una gestione, e da là dopo tutta la gestione che seguiò come dire questa saggia decisione. Lui da là, col passare dei giorni, delle settimane, che la situazione è diventata evidente, sicuramente che ha avuto una visibilità e un consenso, a contrario magari di quello che ha avuto il suo collega della Lombardia, Fontana, che pur essendo in prima linea come io mediaticamente, si è trovato di fronte invece a una situazione che sta a gestire malissimo, perché Origa seguiva la linea italiana. Posso dire una monada? Allora, a me sembra che allora, Zaia non lo disprezzo, capiamoci bene. Nel suo, pur essendo un democristiano, nel senso che cerca di tenere, no, e ma impasta un po' dappertutto senza creare troppi fastidi a Roma o a Milano, dove è Salvini. Ha ragione veduto, a me che dico che secondo me metterà il cappello insieme alla situazione del Veneto migliore rispetto agli altri, in un certo modo che va dato qualche merito, però che va dato più risalto all'insipienza totale di tutto il resto del territorio italiano, più forse che i meriti principali di Zaia, che a un certo momento probabilmente ha detto ascolta, che da Goretta a questo chissà mi porta fuori dal guano. Stop. Sì, non vedo molto di più di questo, però nonostante questo l'importante però adesso, anzi che abbiamo fatto delle domande sulle limitazioni di libertà che ne vi è imposte diciamo a livello statale. Ma siamo sicuri che sia un disegno premeditato di Oespire di questa roba qua? Perché me non mi fido mia di andare oltre l'idiozia o come dire, il fatto che l'Italia storicamente da quando che è nata è sempre dovuto affrontare emergenze.
vabbè, l'emigrazione appena che si arriva qua, e a fame, che non era solo qua, ma era anche in tutti gli altri posti, e la prima guerra mondiale che qualcuno aveva voluto fare per velleità imperialistiche, la seconda guerra mondiale, la ricostruzione, tutta una emergenza. Non che c'è niente che si possa dire vision, che si possa dire obiettivo. Quindi è il fatto che adesso, voglio dire, adesso mi lavoro per una multinazionale, se ho voglia di andare a San Severino Marche a vendere i miei profili prossimamente, mi toccherà sta app, se no mi ferma 20 volte per la strada e mi dice che bisogna tornare in casa. Ma quello non sia un problema, Giovanni, perché l'app te puoi installarla e se ti dà fastidio che a te controlla, ti disattivi il Bluetooth e ti attivi solo magari con il posto di polizia, perché basta che farsi click e ti attivi all'istante, quindi non sei qui un problema. L'app veramente è impossibile da fare un controllo sul fatto che magari ti installa ma sei inattiva, cioè questo tecnicamente sarà impossibile. Però invece non sottovaluteria un altro aspetto. È vero che è l'Italia che manca vision, ma la gamma EVA, però ha un obiettivo molto preciso che è la gestione del potere, come dire, sulle nostre a spese nostre. E lo ha sempre fatto con un tratto distintivo che è sempre sta basato sulla violenza. Perché fino a quanto è nata, con le guerre mondiali che si è inventata, e quelle coloniali, con le guerre coloniali, Libia, con la strategia di tensione, se dismetteremo cosa che ha fatto durante il terrorismo, sti qua, i pagà praticamente attraverso i servizi segreti estremisti di sinistra, di destra e di sinistra vari per mettere bombe e copare gente, quando che ne stai ora stessi a farlo, per mantenere il potere. Cioè, se stai buoni di fare di tutto e sempre in tema di violenza. Per cui è vero che non ha visione, ma ha un perfetto allenamento a una gestione anche con l'uso della violenza, storicamente, del potere. Quindi in questo momento in cui non sa neanche... Scusa Gianluca, si dice buoni a nulla, capaci di tutto. Bravo Luca. Perché proprio perché sei buoni a nulla sei capaci di tutto, perché noi può avere una capacità di gestione, una capacità di visione, come ti dici. L'unica roba che può avere è la gestione del potere, il conservazione del potere fino a se stesso. E su questo si è dimostrato abili. E si dimostra abili, per cui non sottovalutaria, mai sottovalutaria lo Stato italiano da questo punto di vista. E credo che un indipendentista in generale, in Italia in particolare, ma in generale in qualsiasi paese del mondo, non possa mai sottovalutare lo Stato, come dire, che va contro cui si pone. Lo dimostra i catalani, che pensava magari di fare qualche tipo di passeggiata e che abbiamo visto come che si finia, come che la situazione si trova ad essere adesso. Per noi altri veneti vale a maggior ragione, cioè da un lato che abbiamo uno Stato che è completamente incapace di fare alcunché, dall'altro però è abilissimi nel gestire efficientissimi. Cioè, e gas strutture è per questo. Sì, no, perché tutta l'efficienza che l'ha proprio, diciamo, nel modo di difendersi, come che avesse un fortissimo sistema immunitario, di fortissimi anticorpi, mentre ti hai un'idea dell'inefficienza dello Stato quando ti vai a domandare qualcosa. Allora te pensi che la stessa inefficienza che ti trovi quando ti vai a pretendere i tuoi diritti, te pensi che la che sia anche, no, dall'altra parte, quando invece lo Stato si sente minacciato, è in grado di avere una struttura efficientissima, che penso forse la Stasi che aveva d'altra parte l'Italia è un paese socialista, insomma, lo sappiamo, è evidente, è un paese molto socialista, molto particolare, però lo sa. E se uno va a guardare i giornali, in particolar modo alcuni giornali sono più interessanti degli altri. Per esempio il Corriere della Sera è un giornale chiaramente del sistema, no? E voi il Corriere della Sera di oggi sono all'unità. Allora, da un lato parla di unità perché dice no, destra, sinistra, no? Quel tipo di unità, nel senso che non sia contrapposizione politica, ma dopo parla dei territori. E
su una pagina che sia appelli all'unità, che sia l'editoriale che parla di unità, che sia analisi che parla di unità, che sia questo che parla di unità, questo che parla di unità, e dopo te una pagina intera di tricolori ed è ambradaccia, è nazionalismo puro, distillato e scientifico, vorrei dire, no? Per cui da questo punto di vista va bene capire che noi altri in Veneto che abbiamo una situazione con uno Zaia che cerca di prendersi i meriti di una gestione che va oltre, sicuramente che ha avuto dei meriti, ma va oltre la sua persona. Dall'altro non va bene perché Zaia dopo si trova invece a riportare il fieno nella cascina italiana. Cioè, se avessimo uno Zaia che fosse un Puigdemont o un Oriol Junqueras, sarei contento o appoggeria. Però siccome uno Zaia che alla fine se ritrova a portare in auge la bandiera veneta solo per ragioni elettorali, ma dopo a ogni occasione si conferma un politico italiano che porta il fieno nella cascina italiana, questo diventa un problema per noi altri. Allora va benissimo, non serve metterlo più tanto in evidenza, però dobbiamo esserne consapevoli perché dopo come indipendentisti questo ne crea un problema, perché fa sì che la Lega in Veneto non sia la Lega la faccia dei Salvini, ma sia la faccia buona di Zaia. Ma alla fine è la Lega. E è la stessa bestia che come slogan ha prima gli italiani. E allora noi altri qua dovremmo, come Veneti, imparare a non fare l'errore che abbiamo fatto ai tempi della DC, in cui avevamo il partito Balena Bianca, che magari qua anche aveva qualche, come dire, e già era anche più intelligenti, che avevamo i rumori, che avevamo i Bisaglia, eccetera, preparai, intelligenti, però alla fine portava anche a loro, come che fa Zaia, oggi nei confronti della Lega, tutto il fieno nella cascina italiana della DC. Comunque che sia la nuova Padania che spara ad alto zero su Zaia. Sì, dopo 3 ore i regolamenti dei conti. I regolamenti dei conti. Che tra l'altro non capivo perché sparava, per l'app, giusto? Perché ieri Zaia che aveva comunque se già era a posto. Aveva sponsorizzato l'app. Oggi ha fatto retromarcia anche lui. Mentre Felpa no, per cui te capisci che a San Cristina e dopo che arriva a voce da Roma, a Cristina è passata. Assolutamente. Ecco, parliamo di un'altra cosa anche al volo, visto che manca pochi giorni. Il 25 aprile. È un po' complesso dire andiamo tutti in piazza San Marco, sarebbe la cosa più bella da fare. Sinceramente non so se siamo preparati, ho qualche dubbio, però magari potremmo decidere tutti insieme invece se non valga la pena fare un 25 aprile in video, una puntata speciale, magari da cominciare nel sabato, per cui magari qualche persona in più la troveremo, da cominciare magari su un orario più prima, sulle 3, così se può essere, e fare invece un appuntamento per festeggiare San Marco in videoconferenza, sapendo che è un po' più complesso invece recuperare un appuntamento fisico proprio in piazza San Marco. Cosa che ne pensate? Molto positivo. Mi piace. Lanciamo? Mi piace. Lanciamo e magari cerchiamo di coinvolgere più persone possibili e faremo il nostro 25 aprile anche in videoconferenza. Dopo magari stasera manderò un po' i riferimenti. Per quanto riguarda un po' le altre cose, sì, potremmo toccare un po' i punti più importanti. Mi piaceria che riuscissimo a coinvolgere anche altre persone, sono sincero. Per cui ecco l'invito un po' a tutti se di riuscire a fare passaparola e a cercare di coinvolgere magari persone che conoscete direttamente, che i partecipi, che i prove, anche perché comunque se è un modo di affrancarsi
quello di riuscire a imparare questi strumenti, impararli. È qualcosa che ne tornerà sicuramente utile anche in altre situazioni, non solo questa situazione contingente purtroppo de crisi. E anche perché, ripeto, questa situazione in forme diverse, striscianti, ma sarà qualcosa che non durerà solo 2 settimane, ma durerà del tempo, per cui dovremo a tutti i costi riuscire a strutturarci, a organizzarci, a coinvolgere e a far crescere persone anche che sia capaci di usare gli strumenti come dire, multimediali e digitali. Non so se qualcuno ha qualche suggerimento su questo o vuol dire la sua, però ecco, questo credo che sia un punto importante. Allora, Damiano mi domanda, ma te può dirlo anche a voce, non serve che te lo scrivi. Una diretta su Facebook non è più condivisibile rispetto a Zoom. Allora, su Facebook mi go provà. Intanto questa è una diretta che va in live streaming anche su YouTube. Su Facebook ho provato, ma non è stabile. Ho fatto degli esperimenti e ho visto che non sono l'unico, anche altri. Mi riprometto di ritestarlo, però o se la mia connessione che ho qua che non è sufficiente, o che se altre problematiche che non so, però ho fatto delle prove, mi dura 2-3 minuti, 5 e dopo cade la diretta. Per cui per questo ho scelto di andare su YouTube, però magari se c'è qualcun altro che ha delle connessioni importanti, che non sono certamente quelle domestiche, da poter mettere in gioco, che dà garanzie di maggiore sostenibilità di una diretta Facebook integrata con Zoom, sicuramente ne aiuteria. Zoom è interessante perché riusciamo a partecipare in diversi, no? Mentre su Facebook ti riesci a fare una diretta solo individuale e appunto e farla attraverso Zoom se invece instabile, o almeno nella mia configurazione tale risulta. Ecco, questa è per quanto riguarda questa domanda. Non so se c'è qualcun altro che ha altre domande o interventi che vuol fare. Mi vorrei alzare un messaggio, diciamo, alla fine di tutto quanto. Il nostro obiettivo, indipendentemente da quello che pensa l'Italia, indipendentemente da quello che... è quello di dare una peada allo Stato italiano e di rimanere, diciamo, a gestire il nostro destino. Magari andiamo a sbattere come ha detto il boss Giorgio Napolitano, il boss di Cosca Italia. Andiamo a sbattere, ma manco decidiamo noi altri. Quindi questo è fondamentalmente il motivo per cui Giovanni Ferigioni, Luca, Franco Lamonata, bla bla bla, e Gianluca Busato sei qua a parlare. Allora, nel frattempo che la gente cominci a vedere le pezzi al culo che avrà, perché questo succederà tra i nostri fratelli veneti, l'importante per noi altri sarebbe, sì, adesso vi avevo detto l'altra volta, a me mi interessa rendere noto una serie di cose storiche che costruiscono l'identità veneta e che la distinguono in maniera totale da ciò che è l'identità italiana che la gente nega, cioè che lo Stato italiano nega inculca. Ma a parte questo, che voi tribunali, che voi tutta una serie di infrastrutture, diciamo, politiche e come dire sociali già pronte, perché quando che un giorno succederà che qualcuno, perché poi alla fine le rivoluzioni fa in 4 e se fa a popoli, cioè come dire, no, come dire, le milizie venete si riuniscono in piazza San Marco e da là vanno alla conquista dello Stato. Sta roba qua è un po' appannaggio di chi che piace la storia, ma in questo momento qua la rivoluzione si fa con l'obiezione fiscale o con, insomma, in qualche modo la protesta fiscale, però bisogna avere tutto pronto. Ecco, questo è un messaggio che mi vorrei lanciarvi a tutti quanti,
deve avere delle strutture pronte. Un tribunale veneto, per esempio, per me, può servire, perché quando che ti, singolo cittadino veneto, devi pescare tra e migliaia di indipendentisti e te vai in causa con lo Stato italiano, ti è fatto difendere da un avvocato italiano, che sia libero paga suo. Dico una cassata. E ora, se puoi aprire una controversia internazionale, siccome che se te vai in Europa e te dice, guarda che è una questione interna italiana, no, non entriamo niente. Con la Catalogna, che abbiamo visto l'atteggiamento dell'Europa, no? E sarà lo stesso, non sarà lo stesso con la Scozia, perché se andano via gli inglesi e magari l'Europa sarà, ma in uno Stato europeo, diciamo, che vorrà qualcuno che ha la miccia della controversia internazionale tra è Stato Veneto. E ora sì, se va da un ente terzo, ma che ne c'è tante robette che bisogna cominciare a disposizione, mi si può fare quello, mi metto a disposizione, in modo che un giorno, sperando che qualcuno vada a aiutarlo e dopo, come dire, e che cosa vogliamo essere? Come Svizzera? Nonostante quello che noi altri potremmo... Obiezione fiscale o protesta fiscale in teoria, però vieni qua con i canoni, non cos'è discorso? No, in questo momento che è un'opportunità che può essere interessante, perché non puoi neanche fare obiezione fiscale perché c'è una crisi economica tale per cui non si può, non si può, non si riesce. No, avviene naturalmente, se riesce, sto dicendo esattamente il contrario. Cioè che sarà un gettito fiscale che andrà drasticamente a comprimersi, dovuto alla situazione di crisi economica spaventosa nella quale siamo già entrati, non qui entreremo, qui siamo già dentro. C'è Domegi che tantissima gente non sta lavorando, tantissime imprese non sta lavorando e non sta fatturando, e quelli che fatturano viene pagare. Allora, prima però rispondo aspetta che vabbè. Allora, saluto tutti, buona serata, alla prossima. Chi c'è che va? Matteo, saluti. Ciao Matteo, alla prossima, grazie. Io devo scappare. Ciao Damiano, alla prossima, grazie. Allora, per quanto invece riguarda questa cosa, quindi non vedo tanto quel problema, perché appunto non serve nemmeno organizzare lo sciopero fiscale, ma anzi potremmo sfruttare questo momento proprio perché verrà a calare naturalmente il gettito fiscale dal Veneto e dappertutto, e non solo dal Veneto. Non sono del tutto d'accordo che lo scenario in cui si trova l'Italia sia così, per esempio, dissimile a quello che potrebbe essere la Scozia. In Italia sta venendo fuori un nazionalismo feroce e in particolar modo, se c'apparà, come che è probabile che c'appa peso la componente dei Salvini, dei Meloni, ma anche quelli di 5 Stelle, l'Italia ha una forte probabilità di entrare in rotta e collisione con l'Europa da qua a breve, anche perché gli europei di sicuro, i tedeschi, gli olandesi, scordiamoci chi venga a pagare i debiti italiani o chi venga a dare soldi a fondo perduto agli italiani, per cui in un probabile scenario fra un anno, come dicevamo anche nei precedenti puntate, fra un anno e mezzo, 2, probabilmente l'Italia rischia a forte probabilità di entrare in rotta di collisione con l'Europa e giunti a quel punto di dire femo come inglesi e andiamo fuori. In quel momento, se noi altri avremo, se vuoi operare prima e se avremo operare in quel momento e subito dopo opportunamente, probabilmente il Veneto sarà ancora più forte della Scozia nel poter gestire e trattare una questione come dire, per la propria indipendenza. Ma non lo dico questo sta emergendo come pensiero forte da circoli molto vicini, diciamo, alla Germania, e qualcuno anche lo ha scritto in questi giorni. Guarda che qua va a finire che la Merkel si trova su un piatto, su un vassoio d'argento, un Veneto indipendente e riesce a buttare fuori dall'Europa il resto dell'Italia, che sarebbe la quadratura del cerchio per l'Unione Europea. A quel punto sarebbe l'Unione Europea in cui mi vuoi rientrare di sicuro, perché se libereremo dell'Italia, se libereremo dei suoi debiti e a quel punto assieme che loro vogliono star fuori, assieme che sta fuori, altri stiamo dentro, però da indipendenti. Ecco, credo che i nodi a cui accennavo all'inizio si staga per formare in un modo importante.
perché non stiamo a scordarci che l'Italia, lo ha detto ormai lo dice da qualche settimana, e non persone ininfluenti, ma persone importanti, tipo Bazzoli, presidente onorario di Intesa San Paolo, l'Italia ha bisogno dai 300 ai 500 miliardi per venire fuori da questa situazione. E dove pensate che li tira fuori questi 300-500 miliardi? Chi fa una patrimoniale da 45.000 euro a testa? Cioè, ma voi altri, secondo voi altri, è una strada percorribile quella? O forse è più probabile che vada fuori dall'euro, che i cominci a stampare lire a più non posso e i faccia la fine del Venezuela? Ma tanto non ne frega niente di andare come il Venezuela, non so se avete capito. Noi altri che rimettiamo, ma loro sono contentissimi di fare la fine del Venezuela, perché tanto loro quel che interessa è pasteggiare a champagne e caviale, intanto che noi altri morimo di fame. È molto probabile che questo venga a verificarsi, perché l'Italia ormai c'è una linea che deraglia, sta deragliando. Oggi lo spread era a 300 ed è incredibile che lo spread, cioè a 2,70, pardon, che lo spread sia a 2,70 nel momento in cui si andava a buon segno un'asta dei titoli pubblici proprio oggi. Cioè, se troviamo in una situazione, l'Italia si trova in una situazione molto delicata, e se noi altri veneti siamo intelligenti, la sfruttiamo, perché questa situazione delicata può girare a nostro favore, proprio perché è come un treno che va ad acciappare una fermata e il viaggio da Udine arriva a Mestre, o te va a Venezia, Santa Lucia, o te va a Padova, non ti può andare da tutte e due parti, no? E se troviamo in questa situazione nella stazione di scambio, e noi altri veneti probabilmente, se siamo svegli, e mi pare di capire che questa situazione di coronavirus, questa assise interessante, ha fatto emergere un pensiero veneto e anti-italiano in parti intellettuali che non lo aveva mai avuto prima, compresa gente di sinistra, compresa gente apartitica, antileghista, compresa gente anche, come dire, de destra economica classica, che magari già era più orientata al risorgimento italiano, no? Storicamente. Cioè, quindi si sta vedendo gente insospettabile che comincia che ha festeggiato quando chi ha visto De Luca che ha detto serio i confini della campagna. Per quello che vorrei dire a Giovanni, adesso è importante che facciamo massa critica, che facciamo proselitismo. Sì. È importante che facciamo passare il messaggio indipendentista senza pensare al discorso dei giudici, del tribunale, queste robe che venirà dopo. E faremo. Perché sì, no, ma tanto che c'è un tocco che fiemo adesso sbaglio, appunto, per cui non c'è questo problema. Il problema è di fare massa critica, di fare proselitismo, di far conoscere il pensiero indipendentista a chi, ma a me non me ne frega, tanto mi sono sicuro. No, nessuno è sicuro. Capito Giovanni? Nessuno è sicuro. Mi so perfettamente in linea con il tuo pensiero, perché guarda che è a missione che mi so da, non potendo fare molto altro. Cioè, qui ha di parlare con le persone, e credemi che le persone a San Severino Marche, che ho citato prima, ma domanda, ma perché la bandiera della Lega? No. Cioè, capito? Mi ho questa missione, come dire, sai, non so se l'esi posto di Elio Costantini piuttosto che di Milo Bozzolani, eccetera, eccetera. Mi sono altro che mi piacerebbe adeguarmi a quel tipo di comunicazione e portarla in giro. E voglio dire, mi odio a tutti anche su Arco, dove ho a dita, che viene su un mio collega da Bari, che è un mio collega, Iuse Bresciano, ma non ha la più pallida idea di ciò che c'è stato tra Venezia e Brescia tra il 1400 e il 1797, per cui, cioè, voglio dire, i miei capi sono trentini, mesi francesi, e quindi bene o male, però mi importa il messaggio anche là, dovunque vada, per cui mi so, come dire, in linea con come dice Rossano, mi preoccupavo che fosse un embrione, diciamo, di costituzione, sì, insomma, di come che lo Stato veneto futuro
se vuoi atteggiare, proprio per non essere costretti a scrivere una Costituzione coi piedi, come che è successo nel 1946-48. Ok? Perché qui è stata scritta qui piedi, dettata, eterodiretta, no? Proprio per situazioni di estrema emergenza, dettata dagli americani in un certo qual modo per non fare un dispetto ai ori. A me mi sta bene perché amico gli americani, voglio dire, non ho niente a che fare qua a Vicenza, come dire, per noi è anche una fonte di denaro insostituibile, vorrei dire, per tutta la città e per la provincia. Però ragazzi, credo che sia importante mettere le basi forse anche un po' prima, nel frattempo che tutte queste robe succede. Sono d'accordo, cioè mi ha un po' illuminato l'osservazione di Gianluca, perché Luca ha detto, guarda, che forse siamo proprio in una situazione migliore, paradossalmente, perché l'Italia si sta atteggiando contro l'Europa in maniera piuttosto feroce. A questo punto dico, mi unisco a Salvini e Meloni, Bagnai, stampemo lire, dai che andiamo via, dai che se quattro... Mi fin adesso sta zitto, perché effettivamente, come dire, giustamente uno dice, ma no, ma sei idiota a voler stampare lire. Adesso a questo punto in Facebook dirò, dai che bisogna stampare lire, bisogna uscire dalla UE, assolutamente. Al mago così la crepa, no, si ingrandisce invece che rompersi, invece che aggiustarsi. Tanto guarda che per il popolino bue, guarda che questa roba qua è un dato di fatto, cioè ti dico che metti in bocca a un grosso strato della nostra società che ieri se che l'Olanda se disgraziata, che la Germania non vuole aiutarne e che quindi dobbiamo condonare i debiti della guerra, della seconda guerra mondiale ad minchiam, perché ieri adesso non si ricorda più di niente. Chi crede? Bene, allora direi che visto l'ora potremmo andare un po' verso i saluti e la conclusione. Per me dico soltanto di rispondere a una roba, visto che velocemente sì, dell'organizzazione dello Stato, parlando della Svizzera, ti dico perché è un osservatorio privilegiato. Ecco, quindi la mia visione è questa. Però ti dico sempre in battuta, orientativamente fin da giovane non sono mai stato, diciamo, orientamento di sinistra, ma ho giurato sempre una roba che pur di vedere un giorno il Veneto libero, sono disposto ad aderire al Partito Comunista Veneto. Questo è per capirsi. Allora, per l'indipendenza del Veneto non sono disponibile al satanismo. Presto domandiamo quello che vuoi. Esatto. Oh, allora con questo direi che abbiamo detto, siamo andati anche a concludere, anche in ridere, però direi con fondo di verità. Allora, vedago appuntamento al 25 aprile a San Marco, nella piazza San Marco virtuale che creeremo alle ore 15, se di sé, va bene? E c'è a me più persone possibili, mando il link, spero già stasera, e grazie a tutti, grazie anche a Ottavio che ne ringrazia in chat, e grazie a tutti voi altri, e se vediamo sabato 25 aprile, ore 15, in piazza San Marco virtuale qua, in videoconferenza. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Viva San Marco. Ciao. San Marco, ciao.